Raga, l'ospite del mio aperitivo oggi, a parte ad essere vestito come uno sprint, si è comprato addirittura i calzini, lo sprint no party. Solo per te, amore mio. Top. Caro, t'ha già portato? No. Andrea, anche tu? No. Ok, possiamo iniziare l'aperitivo con Andrea Pius Gamer. Grande Super Allan, ciao ragazzi. Andiamo pure a mangiare, Andrea. Zeppolina. No, pensiamo bene. Gesù, braga oggi. Non va proprio bene oggi. Bro, cioè, il mood è questo. Allora, prima domanda che ti voglio fare. Come stai in questo periodo? Da amico, come Ok. stai? No, allora, rispetto all'ultimo magari periodo dell'anno scorso, molto meglio. Anche se a volte mi vengono momenti di ingrippo, Vabbè, già sai perché comunque ho avuto un periodo perché mi sono lasciato una relazione abbastanza lunga. Diciamo che Ti stai riprendendo piano piano? mi stai vedendo piano piano perché comunque magari vedi una cosa, vedi un'altra, pensi sempre a lei. In un modo o nell'altro ti traso sempre un capo perché comunque è stata una parte importantissima, quindi è così, però sto bene. Ci sta, ci sta. Invece col lavoro, ovviamente ricordiamolo, influencer, youtuber, più nello specifico, 1 milione di iscritti e più. No, Andrea, Allora, è buono? Oh. Ok, come va col lavoro? lavoro bene, devo dire, almeno su quello sì. Aspetta, scusa. Se stiamo ancora ingranando dopo 7-8 anni che stiamo sui social, significa che comunque piace il prodotto che portiamo, quindi Beh, innanzitutto vi divertite pure voi sì, a fare quello che fate. innanzitutto sì, in primis sì, quindi se c'è il divertimento da parte nostra sicuramente faremo divertire dall'altra parte, no? Assolutamente. La domanda che mi faccio, no, pure perché seppur in minima parte, però ci sono passato e ci sto passando pure io. La tua Ok. famiglia, Sì. nelle persone dei tuoi genitori, fondamentalmente, come l'hanno preso il tuo lavoro? All'inizio non nascondevo, onesto, cioè senza mi chiudevo in camera e facevo da solo i video senza che nessuno lo sapesse, però magari sentivano le urla da parte mia, dicevano mi stava facendo visto. Man mano comunque che i numeri crescevano, i numeri c'erano e cosa, l'ho cominciato a spiegare, anche perché nel senso penso pure i tuoi genitori non sono molto social, per far capire ai tuoi genitori quello che stai facendo è pure complicato. Ma soprattutto perché ai loro tempi non esisteva una roba del ma è genere. normale, li comprendo anche. Però piano piano l'hanno capito, cioè capito, vedevano che, anzi, dico pure anche questa che è una cosa importante. Le prime volte che dovevano arrivare i pagamenti, Ok. e giustamente non tenevano la carta, tenevo 15 anni, non tenevano la carta di credito, né niente. Ha detto mamma, ora tu ti faccio mettere i soldi a coppa e poi il PD. Appena vide. Appena vede sta cosa, vabbè, volete piano la percentuale piccolissima, giustamente che comunque sono, come si dice, dei soldi che devono arrivare sulla carta, che penso che non so se poi le doveva scalare sulle tasse, queste cose qua, però comunque all'inizio feci così e già da là capi un po' di cose. Vabbè, capi che la cosa come deve essere abbastanza seria. Esatto. E da là già mamma ha cominciato a capire. Con papà, invece, con babbo, avevo un pochino più di vergogna, non so perché magari mi vedeva in questa cosa un po' strano, vedeva magari che... Una cosa nuova. Una cosa nuova, dice, ma che sta facendo, hai visto? Cioè, capivo, erano poco pesci, cioè, ci ho detto annanzi alla telecamera. Però poi ha cominciato a capire pure lui, anzi, adesso sono i primi a supportarmi, a dire fallo, ti senti realizzato, allora continua. A proposito di famiglia, sì, secondo me cosa importantissima. Quanto per te è stato importante e quanto ancora è importante lavorare con tuo fratello e con tuo cugino? Cioè comunque... No. Magari no. Vabbè, frate, onesto, io penso che senza Mirko Antonio non stare qua a parlare con te, onestamente, perché ognuno ha la sua parte sì, in questo trio. Assolutamente sì, però nel senso magari non avrei i numeri attuali, perché magari io comunque sono partito da solo e la prima parte di YouTube mi ha dato una grossa mano Mirko, però Antonio è subentrato dopo, però attualmente da un certo punto in poi, se non ci fossero stati loro che magari nei momenti bui in cui magari si cagava ingrippato, non volevo fare i video, loro mi hanno invogliato comunque a continuare, eccetera. Oggi siete tutt'uno, oggi siete una persona. Sì, vabbè, poi a parte il fatto che siamo tra virgolette colleghi, prima di tutto siamo una famiglia, quindi penso questo è il nostro punto di forza. Assolutamente. Perché poi se ci pensi, ti dicevo momenti bui, nel senso che magari, non so, portavo dei contenuti dove ci buttavo una marea di soldi, tempo, eccetera, e magari non piaceva, e mi ingrippavo, diceva come, perché non va? E allora dicevo, no, vabbè, con calma, col tempo, nel senso, si riprenderà. Come fa un familiare proprio, come fa un fratello, come fa un cugino. Sì, capi, a dire continuiamo, non è che ti sbagli una cosa, non va quel contenuto, eccetera, ti devi fermare, no, continuiamo. Ci sta, come ci sta un sorso adesso? Beh, altri 3. Allora, adesso viene una delle parti mie preferite, cioè il gioco dei fogliettini. Allora, praticamente io adesso ti mostrerò 3 fogliettini sui quali ci sono 3 nomi di 3 personaggi diversi che tu in qualche modo conosci. Dovrai descrivermi questi personaggi, mi devi dire cosa ne pensi di questi personaggi. Solo un personaggio lo puoi fare a carta scoperta, quindi dirci effettivamente il nome e il cognome e ce lo dici proprio alla luce del sole. Gli altri due, esatto,
dico io chi fa vedere. Sì, e non devi svelarci però il Il nome, sesso sì, della sì. persona. Non devo dire niente. Sì, allora, ti mostro il primo nome, Ok, ti mostro il secondo nome ok, e il terzo nome. ok. Dimmi quale vuoi fare. Questo lo fai sapere? Sì, sì. Ok, te lo faccio vedere. Cerrone, Fabrizio, che salutiamo. Grande Allora, cosa ne Fabrizio. pensi di Fabrizio? Io Fabrizio lo seguo dal 2013, ti dico solo, cioè, solo con questo ti posso descrivere Cerro. Già dal momento in cui non facevo i video, per me era comunque una persona che mi faceva divertire, per me già mi ha conquistato, cioè se una persona mi fa divertire, mi fa ridere, tu già per me si fratmo, cioè per farti capire. Diciamo Quindi, che per dirlo come si dice oggi è nostro padre Cerrone. nostro padre, Ovvero. vero, Cioè, vero. pure io lo amo. Sì, sì, devo dire la verità, io penso che sia, non per leccare il Deretano, penso che sia la storia dei social di Napoli. Ovvero. Partito da tantissimo tempo e fa ancora tuttora divertire. Più che altro sta sempre sul pezzo e mo se è rinnovato questo fatto di Twitch mi fa piacere che si sente realizzato anche sotto il punto di vista di quel social, quindi parli con un fan di Cerrone. Ok, due fan di Cerrone. Allora, l'altro nome è questo qua, ovviamente facciamo attenzione a non spoilerare troppe cose. Ok, una persona con la quale ho un bellissimo rapporto, abbiamo un feeling non perfetto, però cioè, non ci vediamo manco così spesso. E vi Però trovate. quella volta che ci vediamo, lui o lei ha anche origini napoletane, possiamo dire. Si sta buttando pure sul lato calcio e questo ci ha avvicinato pure un pochettino, diciamo. Non siamo migliori amici o migliori amiche, non voglio spoilerare se è maschio o femmina. Però provate ad indovinare nei commenti Secondo me è perché il gioco è difficile, questo. è difficilissimo. difficile, infatti No, è sì, perché l'hai descritto difficilissimo. con pochissime Come da già parole. dice, per non far capire come faccio. Qualche aggettivo? A volte è un po' bambina o bambino su alcune cose. Ok, provate ad indovinare. Il secondo invece a carta coperta, io sono curioso qua. Ok. Allora. Difficoltà. No, allora, con tutta onestà, io non mi dispiace giudicare le persone così, però la vedo un po' una persona falsa. Allora, perché magari sui social fai vedere che sei sempre sorridente, non sbagli mai, fai sempre cose buone, ma in realtà dentro sei un po' una brutta persona, con tutto il bene che magari io o le ho voluto. Ok, ci sono stati degli avvenimenti che mi hanno fatto capire non solo a me, ma proprio tutto il gruppo nostro, seri, a differenza di altri che magari come è successo con Sciale, mo faccio un nome, non è Sciale, quindi già è uno spoiler. Con Sciale non è successo mai niente, siamo stati magari noi a sbagliare, ad allontanarci un po' senza motivo, eccetera, mentre con questa persona in particolare c'è stato proprio un motivo preciso che magari Di litigio, di disguido. Sì, proprio litigio ma pesante, cioè, capito? Proprio a livello personale mi ha proprio deluso come persona. Ok. Però ognuno per la propria strada, le ho o io ho voluto bene. Secondo me comunque non credo ci possa essere pacificamento, però a così aiuta, a così ci avviamo, a me si dice. Ok, l'aperitivo comincia a prendere forma. Altro sorso, Andrea Casafernando. Vabbè, a me è già finito. Allora, qui lo spritz sta per finire. Magari ne ordiniamo un altro, tanto sta diventando un trend questo Quanto qua. manca? Bel po'. Bel po'? Sì. Allora ordiniamone una. Aia. Allora, intanto però ti voglio fare una domanda. Oggi ti senti realizzato? Sì. Sì? Sì, sì. Hai fatto tante belle cose. Cazzo, sì, frate. E stai continuando a fare tante belle cose. No, frate, sì, ma allora, soprattutto l'ultimo anno col fatto che magari abbiamo collaborato con Napoli, frate, cioè siamo arrivati ad un punto inarrivabile, Penso diciamo. l'apice. Perché comunque, non per qualcosa, però non è facile collaborare con la società a Napoli, No. sappi i problemi che te nel coso. Che è un po' particolare come società, che ci sta facendo avere delle soddisfazioni assurde, però comunque sui social ultimamente si stanno aprendo. Sì, però poi al di là di quello, per esempio, volendo citarne un'altra di esperienza bella che avete fatto proprio ultimamente col Sassuolo, certo, con tutta cose sincerità. che non avrei mai pensato di fare. No. Frate. Sono partito dalla cameretta, capito, da solo. Se penso veramente, chiudo gli occhi e penso che stavo là a registrare con l'iPad, ti dico solo questo, capisci? Cioè, me ne hanno fritto in culo perché dici, fatto sto poco. In 8 anni stai continuando a fare quello che stai facendo, ti senti realizzato. Quest'anno potrebbe essere pure l'anno giusto e si chiude un cerchio. Lascio sprizzo. E invece c'è il nome di un creator che stimi, il tuo preferito? Poi ci stavo con un dato su YouTube dove tu vedi. Cazzo, frate, ma Federico Marconi ha creato una cosa assurda. Cioè, capito? Ogni volta che esce un video di Federico, no perché ci sto io dentro. C'è tanto hype. Ha creato una cosa, ma ci vuole che tu ci stai dentro, no? Dopo lo spritz. O comunque. Allora, Fede, perché comunque. Ti piace quello che ha creato? Prima invece mi piaceva un sacco Dexter, Dredd. Ok. Questi personaggi qua che del 2015-2016. Tra l'altro Dexter, mo volendo fare uno spin-off, ha fatto una scelta non Che so, può essere condivisibile o meno, esatto, però cosa ne deve pensi? essere Ma rispettato. proprio così. Fate, Dexter si è evoluto, ha cambiato testa, cioè non è più quel Dexter che conosciamo 10 anni fa, onestamente parlando, lo dico io perché sono fan veramente dagli inizi più di Cerrone forse. Sì. E invece ti voglio fare una domanda un po' più difficile. Mi hai detto il tuo preferito, invece quello che proprio non ti
Esatto. Ultimamente, ti parlo di una cosa ultimamente, riguarda pure Donato, il ragazzo che fa i panini. Pino Bozza, vedi, lo stai vedendo? Tu sarai anche un esperto, tutto quello che vuoi. Però, porca miseria, è entrato troppo nel personale su Donato. Cioè, che le dai dei prodotti di qualità. Sto bene a quanto la da vendere, perché comunque è giusto che te le vendi a quel prezzo, perché il prosciutto crudo di Parma così da gustare. Ma perché tu c'era un brocato? Non trovo giusto il fatto che se una persona fa il successo, quello che deve essere, poi per esempio Donato che sta esplodendo, perché Bisogna lei critica, oh, bro? Intanto arriva il secondo sprint. Domande riguardanti YouTube. Il video che ti ha fatto spopolare proprio? Il video con Aurea, non so se te lo ricordi, la ragazza che baciava, i ragazzi se baciavano la maglietta della Juve. Ok. Da lì, quello è stato proprio il video che è partito proprio in una maniera assurda. Il video al quale sei più affezionato? È video collaborazione con Napoli, frate. Ci Però sta? secondo me posso essere affezionato a un altro video che arriverà. Non voglio spoilerare. E invece il video che non rifaresti più? Frate, il video dove mi sono lasciato. Ok. Ci sta anche che l'ho fatto perché comunque la gente... Vabbè, volevi condividere comunque. Sai perché l'ho fatto, frate? Non per le views, non per altro, ma perché la gente mi rompevo qua. Io già ero ingrippato di mio che dicevo, me la devo dimenticare, queste cose qua. E poi c'era la gente che diceva, Fuse, E l'ho voluto mettere un punto. Io... Diciamo che questo è un punto sul quale sei tornato per la seconda volta. Eh. Mi pare ovvio, diciamo che la ferita È ancora aperto. è ancora aperta. Diciamo che la ferita è ancora aperta quando ci tieni realmente ad una persona. E una ragazza per te, per colpirti, cosa devi avere? La tua ragazza ideale. Bro, paradossalmente quello che aveva lei, non per... La semplicità, prima di tutto. Sì, frate, mi devo trovare caratterialmente perché a me mi devi far ridere. Deve essere quel feeling là che capisco solo io e non posso spiegare, capi? Non c'è un prototipo a livello estetico, questo dico. Ah, a livello estetico, frate, ha dato il sizio, frate. E frate, io da piccolino tengo sta fissa per le ci sta. lo saccio perché... Ragazzi, voi nei commenti, team Ma seno ti dicono culo, frate, perché o team culo? siete della massa, sì, io lo so. Allora, secondo gioco per rompere un po' questa serietà. Il gioco si chiama Mi è simpatico o non mi è simpatico. Ti faccio 10 nomi, mi devi dire solo se ti è simpatico o non ti è simpatico. Vabbè, Senza argomentare. Om, mi è antipatico. No, mi è antipatico, vabbè. Chef Franco, A me è simpatico. Blur, Allora, ti spiazzerò, ma a me è simpatico. Tony Tubo. Allora, io so che ultimamente sta portando le slot. Ma mi è simpatico, aspetta, con che cosa? Mi è simpatico? Con i contenuti? La persona. No, la persona mi è simpatica. Ok, per i contenuti che sta portando forse non ti sta piacendo tanto. No. Federico Marconi. Ok, mi è simpatico. ZV Jackson. Mi è simpatico. Il Penguin. Mi è simpatico. Checco Attanasio. Ma fate fa variare, non posso. Video a 3. Luca Campolunghi. Simpaticissimo, bro. Violet. Hai toccato un tasto dolente qua, bro, perché non mi è antipatica, però vabbè, non dico niente. Oh, padre, non dico cosa ho fatto. Quindi mi è simpatico, è simpatico. Allora, No, aspetta, comunque ti volevo dire una cosa su Tony. Il fatto là delle slot. Sì. L'ho portato pure io per un periodo su Twitch, però non così assiduamente. ok. Nel senso, per me ne ha portato solo quello, perché sennò come il gabrone e cose. Se vari un po' i Tu dici contenuti. ti chiudi in quella cerchia. Non mi piace, bro, onesto. Anche perché comunque per Tony, per quello che ho conosciuto e per la potenzialità che ha, può dare molto alto. L'Elitz al quale sei più legato. A parte Mirko e Antonio. Frate, è difficile perché veramente sono tre fratelli. Ma forse Tatino, te lo dico io. Tatino, sì, però comunque anche con Harry Home, frate, ha un rapporto proprio assurdo, cioè capito come se fosse proprio fratelli carnali. È chiaro, è chiaro. Pubblicamente Tatino, però personalmente ti posso dire proprio tutte e Tutte e tre, tre. capi? Cioè... Allora, ti voglio chiedere, l'evento che ti resterà dentro per sempre, quello più bello. Mamma mia, bro, che domande hai fatto, bello. La festa dei 21, sì, mi pare. Sì, era l'anno scorso, 21 anni. Piazza del Piazza plebiscito. del Vicino, bro. Penso capette lì. L'evento del compleanno, perché non mi aspettavo tutta quella gente. 1000 persone, frate, erano. Lo youtuber o l'influencer al quale ti ispiri? O ti sei ispirato? Poi c'ho pure Dexter, Dredd, pure Cerrone sotto alcuni punti di vista. Poi c'ho pure ultimamente Dale della Giusta che sta Sì. facendo dei video più raccontati, come da Giarisci. Ho preso pure spunto da lui, non lo nego perché è così, è la realtà. C'è qualche persona sul web con la quale ti manca una collaborazione, cioè ti manca collaborare? Allora mi mancava Coscialo, onestamente, perché Avete segnato una bella eravamo molto amici. epoca. Mo ci siamo. Vi siete ritrovati? Sono soddisfatto sotto quel punto di vista perché comunque si ritorna sempre dove si è stati bene, dove comunque si c'è è l'amicizia. ricucita una parte importante. Sì, comunque, cioè, Enzo ha conosciuto due, è una brava persona, capito? Assolutamente. Insomma, non mi ha mai fatto niente di che tu dici, oh, la già schifà, chissà, a tenere. Adesso c'è l'ultimo gioco, il terzo gioco, che l'ho chiamato il gioco del 3. Perché? Perché ti dirò 3 nomi di 3 personaggi diversi e tu dovrai descrivermeli ognuno con 3 aggettivi diversi. No, bro, gli aggettivi faccio schifo. Ma una mano. Il primo, Shale Boom. Disponibile, simpatico, alla mano. Ok? Donato De Caprio. Con Mollico senza. Brava persona, penso sia determinato sulle cose che faccia, perché per arrivare a quel punto bisogna essere determinati e fortunato. Qua ti spiazzo. Enerix. Ero
Allora, Enerix a volte è costruito, secondo me. Ok, costruito. Non Quindi esce. io ti direi un altro aggettivo, te lo proporrei proprio. Intelligente. Sì, intelligente. È furbo più che intelligente. Esatto, furbo. Terzo, Fratruca. Perfetto. Allora, stiamo per concludere questo nostro terzo aperitivo con Andrea. Andrea, ti voglio fare un primo piano su di te. Io oggi non ti conosco. Perché devo seguire Fuse Gamer? È perché tra poco ci sarà la festa a scudetto e quindi ci devi seguire per forza. Perché da 8 anni che stiamo portando questo tipo di contenuto delle reaction, non c'è mai stato uno scudetto. Ne vedrete delle belle, vi dico solo questo. Nel senso, chi è tifoso veramente di una squadra, non per forza del Napoli, vedrà veramente l'emozione che si prova ad essere tifoso della propria città e sostenere i colori che ti sei sempre portato dentro da piccolino. Perfetto, allora è stato un bellissimo aperitivo. Vero, vero, vero. Mi sono molto divertito. Ti ringrazio per la disponibilità. Ciao Violet. Ciao, tra l'altro non conosco. E lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale e soprattutto scriveteci qui sotto chi vorreste come prossimo ospite di questo aperitivo. Ciao ragazzi.